Roberto Nardi, rieletto presidente del comitato regionale, 213 voti su 227 società presenti, già un bel segnale. Intanto complimenti presidente per la rielezione. Sì, grazie. Grazie a tutte le società che hanno partecipato a questa assemblea. Non era scontata la partecipazione e avere un numero così elevato di società partecipanti. Abbiamo sfiorato l'80% delle aventi diritto, quindi è un risultato importantissimo. Vuol dire che c'è voglia di pallacanestro, vuol dire che ci sono società che tengono all'attività che viene svolta anche a livello di comitato regionale, e di questo devo assolutamente ringraziare tutti i presidenti e i dirigenti che sono intervenuti qui oggi. Quindi un ringraziamento molto ma molto intenso da parte mia a loro, perché appunto la situazione sanitaria non è delle migliori e pur rispettando tutti quanti i protocolli previsti non era facile e scontata questa assolutamente quasi plebiscitaria adesione al voto. Il basket veneto sta per ricominciare, stanno per ripartire 3 campionati, la C Gold, la B femminile e anche la C femminile, un segnale lento ma incoraggiante di ripresa. Sì, vuol dire appunto che c'è voglia di pallacanestro giocata. Faremo il possibile anche per iniziare le altre categorie, se non con i campionati, con i trofei che ci auguriamo possano partire molto ma molto presto. Nel frattempo tutti quanti i nostri ragazzi e le nostre ragazze sono tornate in campo ad allenarsi, e quella non era una cosa scontata, ma la federazione ce l'ha messa tutta per poter permettere ai nostri atleti di ricominciare a fare attività in campo. Quindi sicuramente sarà un quadriennio all'insegna della ripartenza, del rinizio. Dovremo essere in grado di ragionare fuori dagli schemi, perché troveremo un mondo che sarà diverso rispetto a quello che ci siamo lasciati alle spalle un anno fa ormai, e questo sarà fondamentale per riuscire ad avere un maggior apporto anche dal punto di vista numerico, perché ne subiremo ovviamente le conseguenze anche da questo punto di vista, dei nostri atleti e delle nostre atlete, puntando molto ma molto pesantemente a livello di settore giovanile, mini basket e soprattutto a livello scolastico. Quindi dobbiamo pensare che non si deve fare tutto come si è sempre fatto, perché si è sempre fatto così, è una frase che non mi è mai piaciuta e credo bene che non dovrà piacere a nessuno in questo periodo. Dovremo innovarci e attraverso l'innovazione cercare di avere un maggiore apporto di tesserati con maggiore qualità e una sempre maggiore qualità anche attraverso i nostri arbitri, gli ufficiali di campo, i nostri tecnici, e a livello dirigenziale avremo delle sorprese molto ma molto presto. Una cosa importante è che questo comitato regionale, la federazione, sarà sempre di più anche la voce e un punto di riferimento per le società del territorio, che naturalmente sono la linfa vitale del movimento. L'abbiamo sempre fatto, è la squadra che ora le società hanno eletto farà squadra, e quindi quella è la cosa importantissima, e faremo squadra assieme alle nostre società per poter dare voce a tutti. Ovviamente non tutti potranno avere soddisfatti al 100% le loro richieste, le loro necessità, ma questo appunto è compito della federazione, cercare di fare in modo che l'attività e il movimento ne benefici al massimo, al di là dei particolari e delle esigenze particolari di ciascuno. L'abbiamo sempre fatto e credo che con la nuova squadra che mi affiancherà continueremo a farlo per il bene del movimento del Veneto.